croce portò a compimento i misteri dell'umana redenzione. Assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Corrado, presbiteri e i diaconi.
ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci la parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del nostro Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Con uno sguardo, una parola, scambiamoci il dono della pace. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare a questo.
Canto di comunione, Signore sei tu il mio pastore, a pagina 15 del libretto. Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia ai comandamenti di Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel regno dei cieli, e di vive e regna nei secoli dei secoli. Ecco, come avevo detto, il parroco che è arrivato.
Un saluto a tutti voi pellegrini che numerosi siete venuti oggi a questo santuario. Un saluto e un ringraziamento a Sua Eccellenza, Monsignor Vescovo, che ha presieduto con noi questa che è la messa finale delle celebrazioni della Madonna della Salute. Un saluto anche a quelli che ci stanno seguendo sul canale La Tenda TV. A tutti auguro che la Madonna della Salute ascolti ed esaudisca le vostre preghiere. E adesso concludiamo la celebrazione con la lettura della preghiera che proprio il Vescovo ha composto e ha pronunciato per la prima volta l'anno scorso durante il primo lockdown, una preghiera che contiene anche un voto, una promessa che facciamo alla Madonna, quella di venire in processione solenne quando sarà finita la pandemia. E tutti ci auguriamo di poterlo sciogliere presto, questo voto, che quanto prima la pandemia finisca e possiamo fare questa processione, e la faremo molto volentieri. Con fede ci uniamo alle parole di questa preghiera. Io vi ringrazio e arrivederci al prossimo anno. Grazie Don Marco, grazie anche per quanto hai fatto e stai facendo ogni anno in questo santuario, che diventa davvero un polmone spirituale della nostra Chiesa diocesana. La posizione di questo santuario è proprio bella, guarda la città di Vittorio Veneto, ma lo sguardo va ben oltre e nelle giornate limpide si vede Conegliano, si vede anche tutto il resto della diocesi. Quindi noi invochiamo Maria. Qui so che ci sono tante persone uscendo, prima arrivando ho chiesto dove siete, siamo a Conegliano, quindi tante persone vengono qui sapendo che qui possono essere ascoltate, trovare quella consolazione, quell'ascolto di cui abbiamo bisogno. Ecco, facciamo questa preghiera facendoci voce di tutti coloro che desiderano con tutto il cuore la salute del corpo e dello spirito. O Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, noi ti invochiamo in questo Tempio con il consolante titolo di salute degli infermi. Tu conosci ciò che appesantisce in questo momento il nostro cuore. Vedi la nostra apprensione per la minaccia che sta spegnendo la gioia e turbando gli animi della nostra gente, il contagio, cioè che propaga infermità e morte nei nostri paesi e nelle nostre regioni. Ricorriamo a te che sempre ti sei mostrata provvida madre e che anche in passato hai soccorso i tuoi figli nelle calamità, preservandoli dalla peste e da altre malattie. Anche in questo momento difficile intercedi grazia per noi presso il tuo Figlio. O Vergine Maria, salute degli infermi, aiutaci ad affrontare con fede la prova e il timore del momento presente. Liberaci dal morbo che ci sta minacciando, guarisci i malati e consola chi è nella prova e nella sofferenza. Assisti gli operatori sanitari nella loro missione, illumina i nostri governanti, lenisci il dolore dei tuoi figli. O Vergine Maria, salute degli infermi, siamo qui ad invocarti facendoci voce anche di tutti i nostri fratelli e sorelle. Siamo certi che tante persone ti invocano dalle proprie case, intercedi per tutti la grazia della consolazione e della speranza. O Vergine Maria, salute degli infermi, accogli le nostre preghiere, accompagni i nostri passi, rendi sicuri i nostri giorni, volgi il tuo sguardo materno su questo popolo che confida nella tua protezione e con tutto il cuore si affida a te. Accogli, o Maria, la nostra promessa e il nostro impegno di venire qui in devota processione cittadina quando sarà passato il tempo della prova, per dirti il nostro grazie ed esprimerti il nostro amore filiale, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave, o Maria, il Signore è con te, sei benedetta. Santa Maria,
adesso del nostro. E il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna della Salute, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, su tutti coloro che ci hanno seguito attraverso le frequenze della Tenda TV e rimanga sempre con voi. Amen.